Qua c'è il miele e qua c'è il polline. Da questo fiore, dal lavoro meraviglioso delle api, nascerà un bellissimo frutto. Ecco, qui le api stanno costruendo le loro cellette. Come vedete sono perfettamente esagonali. Adesso andremo a prendere un favo con già le celle costruite. Ecco qui sta nascendo una nuova ape. Come vedete qui sta per nascere una nuova ape. Ecco, vedete, sta uscendo dalla cella. Ecco, adesso sta uscendo piano piano. Ecco, è nata. E come vedete le api stanno lavorando e accudendo alla covata che sta per nascere. Logicamente sono molto docili e come potete vedere noi le possiamo cogliere anche con le mani. Perciò il detto che le api sono aggressive, sono cattive, è tutto da sfatare. Come vedete non è perché mi conoscono, ma ecco, queste sono tutte api operaie e questo invece è il fuco. Questo è il maschio. Queste sono api operaie e questo è il maschio. Vedete che è differente? Ecco qui, adesso prendiamo un'ape per le ali e possiamo vedere che hanno anche il polline attaccato alle zampe. Adesso la posizioniamo. Ecco, qui abbiamo trovato la resina.